Presentati oggi alla Camera di Commercio di Verona gli esiti della ricerca Bisogni ed attese del distretto del Marmo, realizzata da Research Dogma su un campione di oltre 600 imprese del Lapideo Veneto. A rispondere al questionario imprenditori e top manager di PMI locali che si sono espressi sul potenziale di Verona Stone District, società consortile che dal 2018 rappresenta il distretto Lapideo Veneto, riunendo oltre 600 imprese, soprattutto veronesi e vicentine. Se parliamo dei bisogni emersi, è ovvio che le aziende stanno vivendo questo periodo che è un po' complesso e quindi ci evidenziano tutti i loro problemi, che sono essenzialmente dei problemi, come dire, a due facce. Da un lato i problemi di capitale umano, come tante aziende hanno bisogno di trovare delle risorse umane qualificate, e l'altro grande tema è quello commerciale. Considerato che questo è un distretto a fortissima vocazione di export, il tema commerciale non è un tema nazionale, ma è un tema globale. Questo è un distretto, come emerge chiaramente dai dati, che ha una forza sull'Europa, sugli Stati Uniti, ma che ha un potenziale, qua già si riferisce un po' al discorso del 2024 e degli anni futuri, ha un potenziale che va ben al di là delle aree attualmente coperte. Quindi riguarda, e ce lo dice la ricerca e ce lo dicono, come dire, le intenzioni e le attese delle aziende, riguarda ad esempio il Far East, riguarda tutta l'area, diciamo, dei paesi arabi, cioè tutta una, come dire, quei paesi che stanno crescendo e hanno bisogno di qualità e Made in Italy in questo senso, e questo è un distretto del Made in Italy. L'attesa ora per il Verona Stone District si concentra su iniziative commerciali e culturali da sviluppare oltre confine, sui mercati tradizionali da consolidare o su sbocchi particolarmente promettenti. Dall'anno nuovo che inizia, che è appena iniziato, noi ci aspettiamo appunto un rilancio, una ripresa che sicuramente si caratterizzerà in maniera particolare grazie all'impegno e alla buona volontà delle nostre imprese. I risultati della ricerca dimostrano chiaramente un'esigenza, una necessità, una domanda da parte delle imprese di fare squadra, di fare sistema, di fare coordinamento, soprattutto nel campo della ricerca, nel campo dell'internazionalizzazione, nel campo della promozione, soprattutto nel campo del valore, rappresentare al meglio il valore delle produzioni che le aziende del distretto sanno mettere sul mercato. Prospettive di crescita e rafforzamento a cui fa eco anche la Camera di Commercio di Verona, da sempre vicina alle imprese del territorio. La Camera di Commercio, che è la casa delle imprese, in particolare quella di Verona, chiaramente la casa delle imprese di Verona, un ruolo importantissimo, un settore importantissimo è quello del marmo e della pietra. Con grande piacere ospitiamo questa iniziativa e da anni, ormai direi da decenni, si lavora insieme settore marmo e Camera per cercare di sviluppare e esportare sempre di più per portare ricchezza poi sul territorio, e il marmo lo fa alla grande e la pietra nello stesso identico modo. Quindi dobbiamo andare avanti, dobbiamo incrementare i numeri, dobbiamo migliorare la qualità, dobbiamo fare che cosa? Innovazione, e questo sia il consorzio sia in generale il settore marmo di Verona è da anni che lo fa con grandi risultati. Quindi avanti tutta.